Al Centro di Cultura e Civiltà della Fondazione Giorgio Cini nell'isola di San Giorgio Maggiore, dal 15 al 24 settembre dell'anno 1955 si tenne il convegno Processo dell'Islam alla civiltà occidentale, che il vicentino Guido Piovene riassunse in un libro riproposto da Mondadori. Presiedeva il giurista Francesco Carneluti, cui spettò la conclusione con queste parole: non basta conoscersi per amarsi, bisogna amarsi per conoscersi. Ed è ciò che vi proponiamo, facendo dialogare pittoricamente due città, Venezia ed Istanbul. Città uniche, eppure simili per secoli, grazie ad uno splendore che, nell'interscambio commerciale e culturale, le accomuna. Una breve digressione. La Repubblica Veneziana mai partecipò a crociate e mai confuse il conflitto politico per il controllo del Mediterraneo con un contrasto di civiltà. Mentre le navi battagliavano per assicurarsi scali commerciali, Venezia consentiva un emporio e Solimano il Magnifico accoglieva nella sua reggia il pittore veneziano Giovanni Bellini. Lezioni di rispetto, tolleranza, senza ipocrisie tra un Oriente ed un Occidente. Abbiamo scritto consapevolmente un Oriente perché ogni nazione ha il suo Oriente ed il suo Occidente, come ha il suo Nord e il suo Sud, con fratture economiche e sociali secolari. Noi usiamo questi termini solo come riferimenti geografici, senza connotazioni religiose o ideologiche. Il fascinoso Oriente attirò pittori ed incisori italiani, deliziosa l'atmosfera sfumata con matite colorate di Jebel Desh. Un paesaggio da fiaba che incanta il sultano Abdul Mejid nell'acquerello di Carlo Bossoli. Quando si dice una vita da pascià, non ci meraviglia il lusso nella litografia di Labruzzi. La madre turca, che regge il bimbo con fiori in mano, rinvia alla Vergine Maria con il bimbo. Raffaele Carrelli ci racconta il riposo della carovana in prossimità di una piccola moschea. Di quella di Solimano lo affascina l'interno. Emozioniamoci con Ippolito Calfi che ci immerge nel deserto. Dopo una lunga traversata, ringraziato Dio per il cammello paziente e robusto, si riunisce ai compagni per il tè. Dopo aver disteso il suo tappeto e tolte le scarpe, a rispettosa distanza, avendo servito l'acqua, una donna osserva ed a sera qualcuno provvede ad accendere la torcia. Le faville nascondono le stelle che nel deserto più si avvicinano agli uomini per aiutarli nel trovare la via del viaggio notturno. La meta è il bazar, dove l'uomo e il suo fido animale potranno riposare. Per uno che arriva, un altro parte al galoppo, è un corriere. L'acquaforte esprime bene il movimento, la fretta di portare il messaggio. Tuttavia, o è un miraggio del sole che vediamo al tramonto, o è un errore la luce che allunga l'ombra colpendo il cavaliere dall'altra parte. Forse ricorda il suono allucinante che accompagna la danza dei dervisci, o la speranza di una partenza per la Mecca, seguendo il trasporto del sacro tappeto,
oppure più semplicemente la donna che ha lasciato mentre preparava il couscous e l'amato figlio. Solo nel silenzio, avvolto dall'aria gelida della notte, deve stare accorto, là dove si attraversano le rocce. Qualcuno potrebbe attenderlo e finire riverso senza cammello. Ciò attirerebbe i peggiori uccelli. Accingiamoci alla prova più complessa: dimostrare l'analogo splendore architettonico, decorativo e pittorico tra Venezia ed Istanbul. Venezia ha due canali che sfociano in laguna, Canal Grande e la Giudecca. Istanbul è un istmo sul Bosforo. Le feste veneziane erano fastose. Questo è un Natale in mare, cui partecipava in pompa magna il doge, nel caso Sebastiano Venier. Tutti in barca ad aspettare l'arrivo del caicco imperiale del sultano Abdul Mesid per la preghiera del venerdì, che approderà al padiglione di Palazzo Ain Akbar o al Palazzo Beşiktaş. La veduta del Bosforo da terra infonde serenità a sera con la nave che ha raccolto le vele. Era giunta al mattino in vista di Topkapi, seguendo un battello a vapore. Il cuore di Venezia è San Marco, il cui campo è l'unico degno del nome di piazza. Tutti gli eventi iniziano e finiscono lì. Sul Canal Grande si affacciano i palazzi dei nobili, Palazzo Vendramin, l'Abbia ed il Ducale. Soffermiamoci su questo. Un intreccio d'archi trilobati, marmi traforati e stucchi. Un gran pezzo d'Oriente in Laguna Veneta. All'attracco il Bucintoro, il naviglio ducale, stupendo quanto il caicco del sultano. Palazzo Contarini è per metà rinascimentale. Il resto è ispirato alle suggestioni arabesche d'Oriente. E che dire della chiesa di San Marco, delle sue cupole con cipolla, pinnacoli, vetrate e mosaici? Stupendo. Nei campi si gioca con i tori. Sul ponte dei Puni si lotta. Se Sultan II passa, i consiglieri s'arrestano in rispettoso atteggiamento. Pagliacci e saltimbanchi rallegrano le piazze. Nel 1582 si festeggiò con una parata di fiorai. Dopo frizzi e lazzi, il sultano Murad III distribuisce il pane. Alla regata veneziana fa contrappeso la parata d'armi del sultano Abdul Merid. Se la figura del doge Venier era austera, non è meno terribile quella di Osman, pronto a lasciare ogni comodità della reggia se un nemico minaccia. I miniaturisti hanno conservato i piumoni, mutando l'atteggiamento di Orhan, Murat, Beyazid, Mehmet fino a Mustafa. Il gran divano lungo le pareti serviva per esercitare la giustizia. Alle danzatrici che esibivano la loro abilità, il pavimento può bastare. Concludiamo con l'immagine di un ponte a 3 archi. Anche quello dei Puni, a Venezia, ne ha 3, seppur diversamente disposti. 2 personaggi si scrutano.
sembrano pacifici. Forse ognuno aspetta che l'altro passi, per rispetto, non per timore. Bene, noi il ponte lo abbiamo gettato, non di solido mattone né di freddo acciaio, ma di parole illustrate che, speriamo, arrivino dalla mente al cuore, aprendo al sorriso.